In Serie D girone I ancora una sconfitta per il Castrum Favara, che perde in casa ad opera di una Nissa molto concentrata e cinica nello sfruttare la rete di Provenzano in piena zona recupero. Il gol è infatti arrivato al 94esimo e ciò danneggia ulteriormente la classifica della squadra di Pietro Infantino. Sarà la regina che sbanca fuori casa il campo della Jebson, come anche la nuova Igea che si aggiudica lo scontro con l'Athletic Club Palermo. Cinquina di reti del Ragusa al Paternò, pare rocambolesco dell'Ena che in vantaggio dei reti si lascia rimontare dal Savoia. In eccellenza il girone A, stop interno dell'Unità Sciacca, forse ancora inebriato dalla vittoria ottenuta in Coppa Italia regionale. La squadra di Totò Bruccoleri si è arresa proprio sul proprio campo e con il Montedepre. Bella vittoria interna invece del Camarate che infligge 5 reti al CUS Palermo, mentre Licata si aggiudica lo scontro esterno con la Parmonval e rimane così in vetta saldamente. Nel girone A di promozione, bella vittoria esterna dell'Aragona che passa a Mazzara per 0-2. Anche il Gemini si conferma in forma battendo a domicilio il Casteltermine per 0-3. Sconfitta pesante invece per la Margheritese che a Valderice incassa 4 gol. Nel girone D vince invece facile l'Acregas grazie alla verve dei propri attaccanti che siglano un poker alla malcapitata sommatinese di Mauro Miciche. Inizio scoppiettante per i ragazzi di Dedino De Rosa che sbloccano il risultato con un bel colpo di testa del neo arrivato Marrone su assist di Jama proprio al secondo minuto. Pronta reazione della sommatinese che sfiora il pari prima con Bamba e poi con Vaccaro. Poi sul finire del tempo la compagine dei tempi bissa ancora con Marrone e triplica un minuto dopo al 41esimo con Tene Lopez che sfrutta un assist di Gatto. La quarta rete arriva invece al 69esimo con un bel tiro a giro di Ciama a conclusione di un'azione personale. Il prossimo turno la squadra di Semi Catania, che ricordiamo è squalificato sino al 1 marzo del 26, sarà di scena a Gela contro l'ultima della classe. Mercoledì 4 febbraio invece sarà Coppa Italia con i Gemini.